Ciao a tutti e benvenuti nel sesto episodio di The Yovines! Ciao! Oggi siamo qui a parlarvi della cabina armadio. Che bello! Ce lo so che sei tutto per me. Sì, amore, tutto per te. No, guarda, ormai. Adesso ti... La cosa più semplice, amore, un armadio. Però come ci mancava, Amore mio. Io ero quella che è sono ancora incasinata, diciamocela tutto, sono disordinata per la maggior parte delle volte e un po' di disordine in realtà non mi dispiace, perché io sono quella che nel mezzo del bel disordine faccio e so perfettamente dove prendere le cose e questa cosa di me mi va benissimo. Però adesso che ho tutto sistemato, abbiamo preso anche questi scomparti da mettere all'interno dei cassetti, per me è incredibile perché io riesco a vedere tutto e a prendere tutto senza avere disordine. Marie Kondo insegna, cioè è una roba allucinante, è bellissimo. Nella casa vecchia praticamente l'armadio era quello che era anche storage, quindi conteneva, raga, di tutto, conteneva lo storage del bagno, conteneva le cose di vanilla, conteneva i cambi di stagione che infatti io avevamo sempre tutto mischiato, non distinguevamo mai le cose primaverili estive dalle cose autunnali invernali, quindi per noi era un inferno dover scegliere le cose tutti i giorni, era un casino quell'armadio. Lenzuola, coperta, in quell'armadio ci andava qualsiasi cosa, zaini, veramente qualsiasi cosa. Quindi adesso avere uno spazio di armadio, addirittura un armadio largo 1 metro, sia per me che per te, anche se il mio è più profondo. Va bene, così tu subito ci arrivi, perché non sei mica che sono super bassa. Sta bene io. Tra l'altro a livello di disposizione ci tenevo a dire questa cosa, abbiamo disposto in questo modo: nella parte ad angolo ovviamente abbiamo finito per mettere le cose che meno utilizziamo o tipo le cose pesanti invernali che non riusciamo a raccogliere dentro gli scatoloni, perché poi abbiamo preso un set di scatoloni, una serie di infiniti scatoloni per metterci dentro appunto i cambi estivi e li abbiamo piazzati sopra l'armadio. E appunto le cose più pesanti, lunghe, io avevo proprio progettato la parte dell'incastro della cabina armadio di modo che ci fosse solo un'asta, poi tipo tantissimo spazio, penso almeno 1,50 m, e poi un ripiano in modo da mettere sotto le scatole tipo da tenere a portata di mano nel caso in cui ci serva qualcosa, quindi cose un po' più nel quotidiano, e sopra invece nella parte dell'angolo, quindi dove devi infilare la mano, le cose che meno utilizzi e le cose anche più lunghe, quindi qualche abito figo che io avevo che di là batteva sempre sul ripiano, di qua ci arriva bello fino in fondo, tranne la custodia dell'abito da sposa. L'abito da sposa in realtà ci arriva tranquillo, la custodia no, quindi l'abbiamo un po' piegata, però per il resto è dato tutto una meraviglia, quindi secondo me anche questa è una disposizione molto intelligente, me lo dico da sola, semplicemente perché per infilare la mano almeno non devi stare a infilarla tutti i giorni, perché ci metti le cose che utilizzi meno, ecco, solo questo. E anche per questo ho scelto il 35, non il 60 di profondità. Esatto, e solo per questo motivo, non è che volevo fare un torto a Luciano o volevo per forza l'armadio io quello più profondo, ma in realtà era perché per avere l'incastro non volevo coprire metà dell'armadio che andavo appunto su cui andavo ad appoggiare l'altro armadio. Se avessi preso il 60 sarebbe stato un po' più
meccanico, no? Dover infilare la mano dietro. Invece avendo preso il 35 vado molto più comoda. C'è anche molto più luce, più respiro anche dalla parte sua del letto, perché poi alla fine finisce dove c'è il suo letto, quindi per non chiuderlo troppo ho preferito prendere il 35 da quella parte. Le maglie che mi hanno regalato, ancora non lo so. E ora le userai perché le vedrai più spesso, amore, perché saremo sistemati. Sanpei, amore. Dove spucci? Come sei bello, amore. Vai a salpare da qualche parte con questo? Allora, questa è un po' svuotata. Bravo, amore, la prima! Vanilla. Di chi è questa? Fa troppo caldo. La cosa anche emozionante, molto bella, è che finalmente abbiamo messo in esposizione le nostre scarpe da matrimonio. Quindi adesso ci ritroviamo le scarpe di Luciano da sposo, con le scarpe da sposa accanto, con la luce che quando si accende la lucina diventa un po' magia. Ah sì, le luci. Eh sì, abbiamo preso le luci ovviamente e praticamente adesso abbiamo sposo e sposa uno accanto all'altra anche nelle scarpe. È bellissimo. Anche negli abiti, sì, perché abbiamo messo anche sposo e sposa vicino quando li abbiamo appesi nell'armadio. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Allora ragazzi, qui siamo abbastanza a buon punto, anche se a me sembra sempre che siamo indietro, non ce la faccio più, sono esausta. Sono praticamente in mood vanilla in questo momento, anche perché ho fame, credo che sia l'una passata, è Ferragosto e dovrei preparare un bello spaghetto alle vongole che ho comprato al supermercato, ma sono ancora qui a sistemare. Comunque ho trovato altri scatoloni e quindi ho sistemato le cose sempre negli armadi. Adesso ovviamente sto lasciando le cose invernali dentro queste confezioni, così non prendono troppa polvere, visto che comunque le scatole sono aperte qua, laddove riesco, perché non sono riuscita su tutto. E adesso siamo bloccati perché in realtà tutta questa roba andrà nello storage dello studio, quindi dobbiamo comprare l'armadio dello studio, perché sono tutte tipo parrucche, maschere, cappelli, tipo c'ho il cappello da strega qua, cose un po' particolari che ovviamente utilizzavo per lo studio e che non avevano un posto e che adesso finalmente ce l'avranno, quindi li avrò a portata di vista. Dopodiché toccherà questo armadio qua, questo cassettone qua, perché sistemeremo lenzuola, asciugamani extra e robe di vanilla. Poi penso che una volta che inizio a viverci riesco a capire dove sistemare le cose. Qui invece ci ho tenuto l'intimo, che è la cosa che ovviamente utilizzo di più quotidianamente. Qui ci tengo i reggiseni quotidiani, che sono tutti morbidi. Qui ci sono quelli fighi così imbottiti, un po' così. Qui c'è tutta la roba sexy, special, che utilizzo pochissimo, ma in realtà li voglio tenere a vista, così li utilizzo più spesso. Qui ci sono mutandine tanga, diciamo, per i zomi, diciamo, per i zoma, sì, tanga, insomma, quelle che mostrano il culetto. E sono tutte nere perché è così, mentre per i giorni di ciclo sono un po' più colorata per dare un po' di sprint. Qui ho i calzini tutti, diciamo, un po' sul monotono, quindi neri, marroni,
qui ci sono quelli fantasy, quelli un po' colorati per quando ho i giorni così. Qui ci sta il body per stringere pancia e chiappe quando metto un abito bello. Qui ci sono delle calze che si smagliano se le guardi, quindi le ho tenute così in questo contenitore con cui l'ho impacchettato per fare il trasloco. Qui le magliette adesso da tutti i giorni, top, body, cose così. Dietro qui c'è qualche jeans, qualche maglia se sento freddo, tipo serie d'estate, così, gonna, un pantalone nude. Queste sono delle calze che non ho mai, praticamente mai aperto, pantaloni estivi, cose così. Qui oltre agli accessori abbiamo reperti storici, questi del primo appuntamento con Luciano, che ho la gonna e il top che ho utilizzato al primo appuntamento per lui. Altri accessori tipo da reggiseno, non c'è solo il reggiseno quello lì diciamo che sta su da solo, ma anche cuscinetti, push up, estraibili, quelle cose lì. Altro jeans, altro pantalone. E per il momento qui abbiamo soltanto tipo, ho raccolto i cappelli e accessori, comunque per lo più cappelli, che utilizzo un po' meno nel quotidiano e li lascio qua, però sono comunque estivi. Alcune delle mie borsette, che comunque io borse ne ho pochissime, quindi sono praticamente queste tre, probabilmente uso per lo più zaino. E si va ancora avanti per poco, credo, perché ho fame. Abbiamo imparato dalla vecchia casa che qualsiasi cosa puoi fare di contenitivo, fallo. Infatti anche il letto ha contribuito allo storage ed è diventato anch'esso armadio, guardaroba, perché si alza e sotto c'ha uno splendido spazio. Dobbiamo ancora sfruttarla completamente, vederla, impararla. È vero, perché poi man mano che sei all'interno della casa, che vivi gli spazi, ti rendi conto di dove sistemare le cose, dove ti sono più comode alcune cose, dove ti sono più comode altre. Quindi per adesso abbiamo sistemato in maniera, diciamo, piuttosto logica, se vogliamo, però in futuro sicuramente assesteremo la situazione. Abbinato al Pax ho preso la cassettiera, questa cassettiera enorme, quindi una parte è dedicata a Vanilla e l'altra parte invece finalmente ci potremo mettere cose che non andranno nell'armadio, come le lenzuola, come delle piccole cose extra che non sappiamo bene dove piazzare fin quando non formiamo tutto il mobilio, insomma, in casa. Tra l'altro alcune cose che abbiamo visto in questa cassettiera andranno poi nel mobile, in realtà all'ingresso, che ancora non sappiamo qual è, quella sarà un'altra puntata, chissà quando, perché l'ingresso è stretto, è molto stretto. Per farvi capire che adesso comunque nella cabina armadio, in quello che è tutto il guardaroba, ci sono anche alcune cose extra che poi saranno spostate un po' nel salotto, un po' nello studio, un po' nell'armadio d'ingresso, e questa cosa mi rincuora tantissimo, mi emoziona tantissimo, perché abbiamo un sacco di spazio solo per noi. Infatti io, amore, non ho tutta la scarpiera riempita, e quindi si può fare un po' di shopping. Allora, passiamo alla cassettiera. Non ho ancora deciso cosa metterò qua, però più o meno questo è il reparto Vanilla. Quindi a cominciare dal basso abbiamo tutte le sue copertine, lenzuoli, insomma invernali, più alcuni documenti da sanitari passati, insomma ospedale, quando è stata in ospedale, cose così, il suo collare elisabettiano, poi abbiamo il suo accappatoio a forma di qualcosa di carino. Questa la infilo praticamente tutta la testa dentro, aspettate che lo risistemo. Tra l'altro questo accappatoio bellissimo l'ho preso nel reparto bambini in un negozio in Inghilterra di cui adesso non ricordo il nome, penso che fosse Next come centro commerciale. Poi qui c'è uno dei suoi pupazzetti, il più grande, quindi ho deciso di metterlo qui. Altri collari, guinzagli nel caso in cui si rompa quello che ha. Mentre qui ci sono le sue salviettine igienizzanti, io queste le utilizzo ogni volta che esce. Altri pupazzetti suoi, bustine per quando insomma dobbiamo raccogliere altre medicinali, raccogliere la pupù, e poi il libretto di vaccinazioni con tutta la storia medica di Vanilla, al 2006 sicuro, perché poi siamo andati lì
e ho messo un microchip, ho fatto scrivere all'anagrafe canina sotto il mio cognome, quindi lei si chiama Calzerano Vanilla, anche se qui non c'è scritto. Niente, vabbè, piccolo momento mamma proud. Di qua invece abbiamo l'ultimo cassetto della nostalgia o della speranza, dovrei dire, perché praticamente siccome non siamo andati in vacanza per il secondo anno, oddio, cioè ci sono miliardi di peli di vanilla, lasciamo stare. Il secondo anno non siamo andati in vacanza, praticamente questo è un po' il cassetto della speranza. Abbiamo i nostri due teli che utilizziamo praticamente da sempre. Questo qua è il mio bellissimo blu con la scritta Amalfi, preso proprio da Amalfi. Questo è di Luciano. Qui ci sono 8500 miei costumi, le racchette, raga, per quando si gioca sulla spiaggia. Abbiamo detto, boh, arriviamo a fine settembre a tenere le cose qui dentro, non si sa mai, magari ci scappa qualcosa, se no mettiamo nell'archivio delle cose insomma invernali, anzi delle cose estive, scusate, e arrivederci e grazie, e se ne parla forse l'anno prossimo, quindi vai, non si chiude nemmeno, che? Quindi vai. Qui dentro devo ancora, raga, capire cosa ci andrà. Poi volevo un consiglio, raga, fatemi sapere nei commenti. Praticamente questa è la mia vita di tutti i giorni. Questi sono i peli di vanilla, raga, quotidianamente, cioè della serie che se anche spazziamo, questo è quello che rimane. Infatti il grande errore è spazzare, perché non abbiamo mi viene, non abbiamo cioè abbiamo un aspirapolvere piccola che utilizziamo per cassetti, armadietti, tutte le cose degli angolini che possiamo pulire, però non abbiamo un aspirapolvere decente per il pavimento, quindi tutti i consigli sono bene accetti, grazie.